Una cosa che mi è piaciuto è l'accordo tra chi produce e chi consuma. Noi li chiamiamo coproduttori, non cambia nulla, ma in qualsiasi caso sta nelle corde, Zofood sta nelle corde dell'università parlare proprio di questo accordo tra chi consuma e essere tutti partecipi di questa filiera, che in questo caso è quella che noi chiamiamo la filiera corta. Ecco, voi altri siete veramente l'esempio di che cos'è una filiera corta, e questo, averlo applicato, averlo messo in atto, mi sembra un atto strategico fondamentale. Se devo dire forse, ma forse ce l'avete già dentro di voi e quindi è inutile che io aggiunga questo, manca qualcosa che avevamo in qualche modo accennato ieri, quello della narrazione che sta dietro a tutto questo. Ecco, non bisognerebbe forse disdegnare questo aspetto, perché questo è qualcosa di talmente bello, talmente grande, che probabilmente si narra da solo. Però sapere che le società cerealicole avevano i più grandi modelli culturali e mitici a cui noi possiamo fare riferimento, questo mi sembra importante. Ma io ho lavorato su una formularità che è interessante, non so se avete questo uso del dire buono come il pane. Ecco, abbiamo dato un mese fa, mi spiace non aver portato dietro abbiamo dato la laurea honoris causa al priore di Bose, Enzo Bianchi, e lui tutto il suo tema spirituale è tutto incentrato sul grano, è tutto incontrato sul pane, ed è bellissimo. Lui scrive un libro che il pane di ieri poi dice è buono domani. Io non so se questo proverbio se lo sia inventato, perché io non lo conosco, eppure siamo nati a distanza di pochi chilometri, però anche se se l'è inventato è comunque credibile ed è parte della cultura sicuramente del territorio, e questo l'ho trovata bellissimo. L'altra formularità molto bella che credo che noi usiamo moltissimo è dire buono come il pane. Detto così, buono come il pane significherebbe nulla, no? Questa è la misura del mondo, il pane è la misura del mondo, perché io quando dico buono come il pane non lo uso per dire questo formaggio è buono come il pane, no, è la persona che è buona come il pane. Quindi ecco, se noi partiamo dall'idea che quello che fate voi state costruendo la misura del mondo, questo mi sembra che sia un passo davvero eccezionale su cui meriti ragionare e lavorare insieme se è possibile.